Professor Lorenzoni oggi apre la 3 giorni dedicata alla sostenibilità, all'energia verde, alla transizione energetica con questo importante forum, quello di 2050. Una data importante che rappresenta forse anche l'ultima opportunità che abbiamo nelle nostre mani per invertire una tendenza che ormai è talmente radicata che ci chiama ad una operatività concreta per parlare appunto di Green Wave. Intanto sono orgoglioso che sia Padova ad ospitare questa manifestazione perché è centrale proprio nelle scelte che stiamo facendo a livello economico, a livello energetico, a livello proprio di costruzione delle filiere. Sembra una data lontana, il 2050, però le scelte le facciamo oggi perché le tecnologie che scegliamo oggi sono quelle che nel 2050 caratterizzeranno la nostra società. E quindi è l'occasione per ragionare in maniera anche abbastanza larga. Non è una scelta tecnica, è una scelta che la nostra società deve fare, come diceva bene. Quindi la necessità di integrare le scelte fatte sul piano tecnologico con le scelte fatte dall'amministrazione e dalle imprese. Quindi ecco, questo momento è un momento di ragionamento importante. Io vedo anche degli elementi di fiducia, di speranza, perché se questo passaggio alcuni anni fa rappresentava un costo dal punto di vista economico, oggi le tecnologie, diciamo così, decarbonizzate costano meno delle tecnologie fossili e questo rende la transizione ecologica un'opportunità dal punto di vista economico, più lavoro, meno costi per i consumatori finali e quindi una transizione che fa bene sia al portafoglio sia all'ambiente. E questo è un elemento assolutamente nuovo dal punto di vista proprio storico. Si tratta proprio di riuscire a superare quella resistenza al cambiamento che c'è in tutti i sistemi, ma che in questo momento rappresenta veramente la più grande opportunità per creare economia sia a livello locale, sia a livello nazionale e a livello internazionale. Che il nostro territorio possa essere protagonista di questo cambiamento per me è assolutamente prioritario. Chi arriva primo crea prosperità e io spero che Padova, il Veneto, l'Italia riescano a creare tanta prosperità, tanta leadership tecnologica e quindi tanto benessere per tutti i cittadini. Un ricco palinsesto quello di 2050 per parlare di sostenibilità. Il professor Lorenzoni sarà appunto tra i relatori di questa importante convention sostenibile. Sì, oggi abbiamo una tavola rotonda sul ruolo che può avere il nucleare in questo processo di transizione ecologica. Ci si confronta da posizioni diverse e indubbiamente il nucleare è la tecnologia priva di emissioni di carbonio più intensiva dal punto di vista proprio della produzione di energia. Dal punto di vista economico però ecco, io ho delle perplessità che possa essere una scelta competitiva rispetto alle alternative che sono emerse negli ultimi anni come il solare, come l'eolico sia a terra sia in mare che rappresenta una grande opportunità nuova perché le tecnologie di cui parliamo per l'eolico in mare sono assolutamente nuove e che quindi riescono ad essere dei concorrenti molto credibili rispetto alla scelta del nucleare che ha avuto una storia travagliata nel nostro paese ma negli ultimi anni l'ha avuta travagliata anche negli altri paesi europei. Quindi ecco, andremo a pesare i costi e i benefici che possono venire da una scelta tecnologica che può caratterizzare un sistema energetico ma che dal mio punto di vista introduce delle criticità di cui possiamo fare a meno.